Se venissi nati a domandare aiuto qua a mio figlio e mio fratello, se venissi qua e tira su con grua. Io adesso non ho studiato, io sprang e io qua che ha. Sprang e cosa ho fatto? Come ho fatto a un momento che sprang? Era mio figlio che sa operare la grua, che sa la grua, che sa il momento in pratica con grua. E era sotto. La testimonianza dei primi soccorritori all'interno dell'azienda florovivaistica Baggio di via Accadimiani a Valla di Riese, dove si è compiuto il tragico destino di Adriano Gallo, 72 anni di Borgoricco. I titolari Alessio e Mara, a distanza di ore, guardano ancora sconvolti la scena che si è parata davanti questa mattina intorno alle 11, quando Gallo, titolare di un'azienda che commercializza concimi e fertilizzanti, aveva finito di scaricare alcuni sacchi di torba. Il mojito dovrebbe essere cascato insieme al camion. Sai che già finito a scaricare tutta la roba, che già finito a scaricare la roba. E il mojito, chissà cosa, come perché l'ho messo mai a mettere, è cascato a sto uomo, il padrone del mojito, e schicciando. I padroni là di fuori che sentivo il rumore, perché guardando da là, non vede niente, e si è spostato per guardare e ha visto sto mojito e sto uomo sotto, che ha chiamato Buanza, carabinieri, sta roba. E va in cerca di cose come perché. Inutile ogni soccorso, Gallo è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri di Riese, il personale dello Spisal per i rilievi. La dinamica non è stata ancora del tutto accertata, ma sembrerebbe che Adriano Gallo, dopo aver rimesso con questa gru il muletto sul camion, si sia spostato al centro del cassone per chiudere la sponda, non accorgendosi che il piccolo mezzo pesante stava scivolando e lo stava travolgendo. Un vero e proprio appuntamento con il destino, quello di oggi per Adriano Gallo. Stando alle testimonianze dei vicini, normalmente è il figlio che fa le consegne all'azienda florovivaistica, ma probabilmente oggi non poteva, così al suo posto è arrivato il papà, per l'ultimo tragico viaggio in quello che è anche il primo incidente mortale sul lavoro nella Marca per questo 2024.